l'ora della mungitura. Stiamo mungendo a mano, facciamo una mungitura a mano. Quanto latte si ottiene di ogni singolo Di ogni capo? singola capra possiamo fare una media di 1 litro di latte a capra. La mungitura avviene con quale cadenza? Ogni quanto si Ogni munge? quanto, allora noi avviene la mungitura la mattina alle 6:30, 2 volte al giorno, e pomeriggio alle 5. 2 volte al giorno, sì, un lavoro un pochettino pesantuccio perché ci vuole allenamento delle braccia. Grazie agli nostri animali che ancora oggi noi qua produciamo ricotta e formaggi genuini a chilometro zero. E per tutti i dettagli sulla trasformazione continua a seguirci perché il procedimento tra pochi secondi. Grazie, il suo nome? Io sono Antonello. Grazie e complimenti. Grazie a voi. Vi aspettiamo a Geraci. Buongiorno amici di Bella Sicilia, stiamo per preparare la ricotta. Parliamo della preparazione della ricotta, come avviene, da cosa si inizia? Allora, la mattina ci alziamo alle 5:30, andiamo a fare mungitura, che la mungitura la facciamo manualmente. Poi una volta ottenuto il latte lo prendiamo e lo mettiamo a riscaldare nella pentola a circa 40 gradi. E una volta riscaldato il latte lo mettiamo in un'altra pentola per aggiungiamo del caglio. Che il caglio è la bomaso che proviene, è un enzima che proviene dagli agnelli e dei capretti non svezzati. Una volta coagulato il latte separiamo la parte solida dalla parte liquida con l'aggiunta di acqua calda a 90 gradi. Poi la parte liquida la mettiamo in questa pentola per fare la ricotta e invece la parte solida la mettiamo nelle fascelle, che possono essere di plastica o di giunco. E facciamo diversi tipi di formaggio. E invece con la parte liquida poi aggiungiamo il latte e otteniamo la ricotta. Tu sei giovanissimo, quanti anni hai? Io ho 18 anni. Perché è così importante portare avanti le tradizioni? Perché io ci tengo molto in questa tradizione, perché questa è un'azienda di 4ª generazione, quindi tengo a portare avanti l'azienda dei miei avi. È arrivato il momento della ricotta. Allora, la ricotta, quella più tenera, la mettiamo nelle fascelle per uso alimentare, appunto viene consumata al momento. Invece quella che facciamo indurire di più la mettiamo nelle fascelle di legno, aggiungiamo dopo circa 2 giorni aggiungiamo del sale e questa la facciamo asciugare. E una volta asciugata poi può essere usata per metterla sulla pasta, per altri usi. Parliamo di questo lavoro, parliamo della vostra vita, che vita è, quante soddisfazioni vi sono? Le soddisfazioni sono buone soddisfazioni, è un mestiere difficile, ma per uno che ha la passione mette da parte tutto, i sacrifici, perché non ci sono né sabato non ci sono domenica, ma è un lavoro che viene fatto soprattutto con dedizione, molta dedizione e spirito di volontà. È un lavoro duro, ma Ci crediamo molto. ci crediamo. Ce la facciamo, ce la possiamo fare, io ce l'ho fatta. I giovani ce la devono fare pure. Quale messaggio diamo ai giovani? Di andare sempre avanti. Tanti sacrifici, ma ciò che si ottiene con il sacrificio è sempre ultra apprezzato. Certo, apprezzato sempre. Complimenti. Grazie. Un saluto, i vostri nomi? Francesco. Giacomo. E Carmelo. Grazie.